Bello quest'anno perché ho seguito quasi tutti con i loro progetti, sono stato abbastanza bastardo anche forse, perché volevo proprio spingere quest'anno, in modo che loro escono da questa limitazione di pensare solo della bellezza e mettere qualcosa di personale e mettere soprattutto un'idea dietro i progetti. Quindi vedrete anche quando vedrete le opere, bisogna tenere in mente che è l'idea che è importante qui. Questi sono per loro spesso i primi passi per fare un progetto del genere. Secondo me hanno fatto una cosa che non è solo interessante ma anche bello, perché ho visto adesso un'anteprima, è veramente fatto bene, anche a livello di mostra, montato, presentato, veramente un alto livello. Se pensiamo che siamo un gruppo di appassionati, non professionisti, sono due professionisti, diciamo. Quindi devo dire bravi. L'ultima cosa che mi sono rimasto contento quest'anno, anche meglio dell'anno scorso, è che hanno avuto anche la motivazione di sviluppare i progetti, non solo fare un'uscita, fare degli scatti e dire va bene così, ma io ho detto non va bene così, bisogna tornare, rifare. Hanno fatto questo, quindi questo mi ha dato una soddisfazione che hanno cominciato a sviluppare un'idea e non essere soddisfatto con i primi scatti, questo è molto importante. Quindi bravi, bravi, aspetto il prossimo anno, vediamo cosa fate. Pensavo di farlo franca. No, come l'anno scorso per ringraziarti abbiamo pensato a un presente culinario, non tutto culinario, c'è anche qualcosina in più che forse ti potrebbe interessare, ma questo poi magari te la guardi dopo. Prego, grazie ancora a te. Bene, quando si mette in piedi una mostra di questo tipo, un'iniziativa di questo tipo, gli sforzi sono numerosi e tutto questo è possibile solo perché ci sono un sacco di persone e enti e aziende che ci danno una mano a fare tutto questo, perché noi facciamo le fotografie, noi ci mettiamo del nostro per preparare l'allestimento, tutta una serie di cose, però senza il supporto di tutta una serie di persone tutto questo non vedrebbe la luce o non lo vedrebbe in questo modo. Prima di tutto vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, che è qui con noi rappresentata dal vice sindaco Gaia Maschio, perché senza il supporto dell'amministrazione che ci ha concesso l'utilizzo degli spazi che insomma, magari conoscete già, sono molto belli, e senza anche un supporto economico che ci ha fornito sarebbe stato molto difficile fare una cosa di questo livello. Quindi so che volevo portare i saluti dell'amministrazione, quindi passo un attimo. Volevo semplicemente ringraziare voi, non voi noi, ma di utilizzare il nostro bel palazzo, che è la galleristica del Palazzo Sarcinelli, quale miglior utilizzo appunto di dare visibilità a artisti e comunque persone capaci che si mettono in gioco, insomma, e con la loro passione fanno anche un'attività di realtà sociale importante, quindi vi ringraziamo noi di aver scelto noi. Siamo tutti contenti perché ci ringraziamo. Prima di procedere a ringraziare le altre persone, volevo spendere due parole su quella che è stata la mostra dell'anno scorso, non tanto per parlare della mostra, ma per spiegarvi com'è finita. Noi avevamo promesso che la vendita delle foto dell'anno scorso, perché le foto sono in vendita anche quest'anno, poi vi dico meglio, ma avevamo promesso di portare direttamente noi di persona i proventi ad Amatrice. In particolare abbiamo preso del materiale didattico, abbiamo concordato con gli insegnanti, abbiamo fatto, chiamatela gita, chiamatela missione, siamo partiti a maggio con il furgone, siamo andati giù con tutto il materiale, siamo andati alle scuole a consegnare il materiale, abbiamo potuto prendere coscienza della situazione che vivono laggiù, che è tale e quale il giorno dopo in cui c'è stato il terremoto, quindi non si vede più per televisione, ma sappiate che è la stessa identica cosa, a parte qualche casettina in più nuova.
e poi ci siamo trovati col sindaco e poi siamo tornati su. Quest'anno ripetiamo l'esperienza, non con la matrice, quest'anno rimaniamo sul territorio. Quindi abbiamo deciso di devolvere tutto quello che riusciremo a ottenere e dalla vendita delle foto e dalla vendita dei block notice che abbiamo fatto con il tema mostra sulla strada e il catalogo della mostra, tutto quello che raccoglieremo lo devolveremo all'associazione per la lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorotto. Quindi vi invito a comprare le foto. Se le foto non sapete dove metterle, eccetera, ci sono i cataloghi o infine anche i block notice. Chiudo un attimo la parentesi e riprendo a ringraziare le persone che ci hanno aiutato. Un grosso aiuto ci è arrivato dalla Banca della Marca, che ci aiuta quest'anno come ci ha aiutato l'anno scorso. Quindi si sono dimostrati molto sensibili alla cosa e di questo possiamo solo essere grati, perché anche qui senza di loro tutto sarebbe stato molto meno scintillante, almeno vediamo, io la vedo così, insomma. Poi, scusate, non mi sta suonando il cellulare, ma per evitare di dimenticare tutte le persone che voglio ringraziare ho fatto la lista. Un altro grosso grazie va a Rational Feeling, che è un'agenzia di comunicazione che ci ha seguiti in tutto quello che è la comunicazione, quindi nell'allestimento del catalogo, dei blog notice, i cartelloni, tutto quello che è comunicazione, vedete, è merito loro, molta pazienza, molta professionalità, un grazie immenso. Abbiamo qui, alla vostra destra e alla mia sinistra, i ragazzi dell'ENAI, che ci daranno una grossa mano anche loro con tutto quello che è il rinfresco che ci sarà dopo l'inaugurazione, quindi anche a loro di questo siamo molto grati, perché sicuramente sarà una bella esperienza. Poi un grazie particolare a Alberto, che ci ha stampato le fotografie. Alberto è lo stampatore dello studio Munari di Pieve di Soligo, che ci ha seguiti nelle fotografie con passione, con pazienza, fianco a fianco, per cercare di ottenere il massimo da quello che erano le nostre fotografie. Quindi le stampe, se vi piacciono, è anche merito suo. Qualcosina anche nostra. Abbiamo poi Garden Albus, che ci ha aiutati con l'allestimento, tutta la parte florovivaistica che vedete, dalle piante ai centri di tavola eccetera, è merito loro. È un'azienda qui sempre di Conegliano, rimaniamo sempre in zona. Abbiamo poi i fornitori ufficiali della parte alcolica della serata, che sono birra e vino. Vino è una cantina qui delle nostre colline, Carmina, che da anni ci sostiene. La birreria invece potete degustare la birra artigianale di Bradipongo, che è a San Martino di Colomberto, quindi anche loro il secondo anno che ci danno una mano. Poi abbiamo per la parte diciamo più mangereccia questa sera, se la porchetta vi piacerà tanto, è merito della macelleria Zambona Alvaro, che è qui da qualche parte. Insieme a lui anche a una pizzeria che è qui di fianco, al Cantonet, che fa una pizza molto buona e che fornirà, vedete poi cosa. Ultimi due, dopo abbiamo finito. Uno è Elettroservice Automazioni, secondo anno anche loro che ci danno una mano nell'allestimento della mostra, quindi anche per loro un applauso. E ultimo sponsor tecnico, la Tecnos, che fa anche loro stampe e cose di questo tipo, che è in Viale Friuli a Conegliano, non so, la conoscete tutti, credo che... Ho finito i ringraziamenti, ringrazio tutti i fotografi, per ultimi, che si sono messi in gioco quest'anno, perché il tema era molto difficile. L'anno scorso era un tema centrato sulla piccola produzione alimentare e su chi lo fa con passione, quindi il rapporto era anche un po' diverso, il lavoro era già un po' improntato, quindi era più facile, diciamo, un approccio. Quest'anno sulla strada non vi nego che è stato un tema molto dibattuto sia all'inizio
gente disperata, gente che alla fine comunque è riuscita a produrre delle buone cose, dei buoni progetti, delle buone fotografie che adesso vi invito a vedere con calma. Poi quando abbiamo finito il giro, quando uscirete troverete ad accogliervi il piccolo rinfresco che abbiamo organizzato. Niente, grazie ancora a voi di essere venuti e niente, io direi continuiamo.